Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. La donna è uscita dalla costola dell'uomo, non dai piedi, perché dovesse essere pestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po' più in basso del braccio per essere protetta e da un lato del cuore per essere amata. William Shakespeare. I pregiudizi contro le donne hanno la pelle dura. Ancora oggi, quando una donna subisce violenze sessuali, viene il sospetto che in fondo possa essere anche colpa sua. Michela Marzano. Quanta violenza c'è nei confronti delle donne? Basta. Ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l'umanità. Papa Francesco. Quando si violentano, picchiano, storpiano, mutilano, bruciano, seppelliscono, terrorizzano le donne, si distrugge l'energia essenziale della vita su questo pianeta. Si forma, si forza quanto è nato per essere aperto, fiducioso, caloroso, creativo e vivo, e essere piegato, sterile e domato. Even Enster. Sono una responsabilità di tutto il genere umano. Lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne è obbligo dell'umanità. Il rafforzamento del potere di azione delle donne significa il progresso di tutta l'umanità. Kofi Annan. Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne. Alda Merini. La violenza non è forza, ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto distruggerla. Benedetto Croce. La violenza domestica prova molto più dolore dei segni visibili di lividi e cicatrici. È devastante subire abusi da qualcuno che ami e pensi che ti ricambi. Diane Feinstein. Oggi è un momento molto importante per la nostra comunità, perché siamo qui riuniti davanti al piazzale del municipio e insieme alle associazioni stiamo dipingendo di rosso delle scarpe portate dalle persone in memoria e in onore di tutte le vittime di violenza. Buongiorno a tutti, Maddalena Spagnolo, consigliere regionale. Io sono contentissima di essere qui oggi, ringrazio il sindaco, tutta l'amministrazione comunale del comune di Pocenia che ha avuto questa meravigliosa iniziativa per ricordare quanto sia importante sensibilizzare la popolazione contro la violenza sulle donne. Purtroppo è sempre un argomento molto attuale, è purtroppo all'ordine del giorno tutta una serie di violenze che vengono ancora perpetrate, ma che le istituzioni facciano quanto più possibile per appunto porre l'attenzione su questo incredibile problema che ancora abbiamo, fino a quando finalmente potremo dire che non serve più, no? Speriamo che arrivi molto presto questo giorno, intanto diamoci tutti da fare, facciamo tutti quanto possiamo fare, soprattutto come istituzioni, per riuscire a eliminare finalmente questa piaga della nostra società.
per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete strappata, per le ali che le avete tagliato. Per tutto questo, in piedi signori davanti a una donna, William Shakespeare. L'installazione Non chiamarmi Cenerentola è un'installazione fatta da scarpe di tutti i tipi dipinte di rosso, perché le scarpe delle donne sono bellissime ed eleganti, ma non solo. Qui in questa installazione abbiamo voluto rappresentare le donne nei loro vari ruoli sociali, in famiglia, lavorativi. Quindi ecco, le scarpe sono consumate e purtroppo dipinte dalla violenza, che speriamo non si perpetui nel tempo. Quest'anno sono 49 le donne che ricordiamo con questa installazione. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste, porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura, punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.